Buongiorno, buongiorno. Tanta cronaca in questa edizione del TG. Andremo in diretta a Vigo Novo, il paese di Giulia Cecchettin, dopo la sentenza che ha condannato all'ergastolo Filippo Turetta e le polemiche annesse. Vediamo se possibile un titolo del Gazzettino che riguarda Gino Cecchettin. Turetta condannato all'ergastolo. No crudeltà e stalking, credo ci sarà da discutere, ne parleremo tra pochissimo in un collegamento con Valentina Visettini, ma adesso andiamo a Bassano del Grappa perché è stata ordinata la chiusura di un secondo bar per somministrazione di alcol ai minori. In diretta Vanessa Banzato. Buongiorno, buongiorno a te direttore, a tutte le persone che ci stanno seguendo. Nel giro di pochissime ore la seconda chiusura di un locale, come hai detto tu poco fa, per somministrazione di alcol ai minori. Nello specifico è stato chiuso il caffè a Roma, con me il comandante della Polizia Locale dell'Unione del Bassanese, Giovanni Favaretto. Ci spiega un po' nello specifico cosa è successo in questo locale. Sì, buongiorno a tutti. In questo locale è successo che sabato scorso, sabato 23, in seno di un servizio di controllo coordinato dal commissariato, abbiamo colto 4 minorenni, nello specifico 3 ragazzi di età inferiore ai 16 anni ed una ragazza di età compresa tra i 16 e i 18, che stavano bevendo alcolici, superalcolici. Ecco, i titolari pare che in più occasioni abbiano somministrato alcolici a minori. Questo era un locale che era molto frequentato da ragazzini. Allora, questo locale è di ritrovo di giovani e giovanissimi del Bassanese. Non posso avere la certezza che fosse successo anche in precedenza, però le segnalazioni che ci giungevano in comando erano in questo senso. Adesso sono state fatte tra l'altro 3 denunce penali, 3 segnalazioni penali per la somministrazione a minori di 16 anni. Sì, è scattata una segnalazione di natura penale ai sensi dell'articolo 689 del codice penale, appunto, ed una sanzione amministrativa di 333 euro. Tolleranza zero, questo è il diktat del questore di Vicenza. Tolleranza zero, assolutamente. Noi questo diktat lo facciamo nostro e continueremo con i controlli. Tra l'altro, si diceva, continuerete con i controlli, ma saranno molto intensi i controlli, saranno molto frequenti, non sarà soltanto il fine settimana. No, saranno intensi, saranno a sorpresa chiaramente, altrimenti non si riesce nel nostro intento. Come è stato oggi. Come è stato oggi, esatto. Il messaggio che vogliamo dare a tutti i gestori è quello di stare attenti a non somministrare alcolici ai minori. Certo, e tra l'altro lei diceva anche fuori dal microfono, è una questione morale. Sì, è una questione morale, è una questione di salute, è una questione di educazione, dobbiamo educare i nostri ragazzi ad una socialità sana. Ecco, direttore, tra l'altro, dicevo proprio all'inizio, poche ore di distanza, poche ore fa, era stato chiuso un altro locale, sempre qui in centro a Bassano del Grappa, e allora proprio vediamo il servizio che racconta un po' cosa è successo ieri pomeriggio. I sigilli su porte e finestre sono arrivati a metà pomeriggio. Il bar La Pergola in piazzale Trento a Bassano resterà chiuso per 15 giorni. Commissariato di polizia e polizia locale hanno notificato il provvedimento al titolare. In seno ad un controllo coordinato dal locale commissariato abbiamo fatto un servizio mirato di controllo, appunto finalizzato alla repressione di questi fenomeni di somministrazione di alimenti di bevande alcoliche ai minorenni. Sabato siamo entrati con personale in borghese e abbiamo accertato appunto quello che purtroppo non volevamo accertare, ma c'erano 4 ragazzi che bevevano la birra. Non era la prima volta che in questo locale venivano violate le norme riguardanti la somministrazione di alcolici ai minorenni. Non era la prima volta è stato denunciato sempre da noi, Polizia Locale, nel dicembre 22, sanzionato ulteriormente a luglio di quest'anno, e sabato scorso è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Nei 3 episodi contestati sono stati coinvolti in tutto 12 minorenni, anche sotto i 16 anni, a cui erano stati serviti alcolici. Se nelle prime 2 occasioni c'era stato un avvertimento, alla terza, come prevede la legge, è scattata la sospensione della licenza per 2 settimane e se dovesse ricascarci rischia la sospensione definitiva della licenza. I controlli delle forze dell'ordine in modo congiunto continueranno anche nei prossimi giorni per arginare un fenomeno che pare essere abbastanza diffuso.
Ecco, insomma, abbiamo sentito cosa è successo poche ore fa e tra l'altro adesso cosa succede a questo locale? Verrà chiuso, comandante? Questo locale è stato chiuso con ordinanza del questore per 15 giorni. Perché? Perché è stato chiuso? Per la somministrazione di bevande alcoliche a persone... Ma per la somma anche diceva, giusto? Somma, sì, in quanto abbiamo appunto accertato questa somma di violazioni sia di natura penale che di natura amministrativa. Direttore, quindi tolleranza zero qui a Bassano del Grappa per quanto riguarda la somministrazione di alcolici a minori. Da Bassano è tutto, ti ricedo la linea. Grazie Vanessa Banzatto, Alessandro Costacurta per la parte tecnica e il comandante, grazie al comandante. A Bassano del Grappa. Adesso andiamo invece a Vigonovo in diretta da Valentina Visentini il giorno dopo la sentenza all'ergastolo per Filippo Turetta. A te Valentina. Sì, buongiorno direttore, noi siamo a Vigonovo nel parcheggio di via Aldo Moro dove il calvario di Giulia Cecchettin è iniziato un anno fa. È qui che è stata per la prima volta aggredita da Filippo Turetta. Ieri il suo assassino è stato condannato all'ergastolo, riconosciuta l'aggravante della premeditazione del rapporto affettivo, invece non è stata riconosciuta l'aggravante della crudeltà e dello stalking. Una sentenza che ovviamente oggi è stata sulle bocche di tutte qui nel paese di Giulia Cecchettin. Anche il sindaco Luca Martello ci ha detto come di fatto questa sentenza si possa porre magari la parola fine ad una vicenda giudiziaria, ma non al dolore che sta vivendo questa comunità da più di un anno. Esattamente un anno fa, il 4 dicembre, era la vigilia dei funerali di Giulia Cecchettin che si sono celebrati a Santa Giustina, nella Basilica di Santa Giustina a Padova, alla presenza di migliaia e di migliaia di persone arrivate anche da tutta Italia per rendere omaggio a Giulia, la ragazza che è diventata il simbolo della lotta alla violenza di genere. Ieri la sentenza, dopo 6 ore di Camera di Consiglio pronunciata dalla Corte d'Assise di Venezia, ecco le parole, lo ricostruiamo nel nostro servizio. Corte d'Assise di Venezia. Visti gli articoli 533 e 535 CPP, dichiara Turetta Filippo responsabile dei reati a lui ascritti, escluse le aggravanti dell'aver agito con crudeltà e dell'aver commesso nei confronti della vittima il reato di cui l'articolo 612 bis del Codice Penale, unificati dal vincolo della continuazione, e lo condanna alla pena dell'ergastolo oltre al pagamento delle spese processuali e di custodia in carcere. È questo il verdetto pronunciato dal Presidente della Corte d'Assise di Venezia Stefano Manduzzo dopo una riunione in Camera di Consiglio durata oltre 6 ore nei confronti del 22enne di Torreglia per il femminicidio dell'ex fidanzata Giulia Cecchettin. Ergastolo dunque per Filippo Turetta con l'esclusione delle aggravanti di crudeltà e atti persecutori, riconosciuta la premeditazione. Per il difensore di Gino Cecchettin, Stefano Tigani, è importante il fatto che non siano state riconosciute le attenuanti generiche come chiesto dalla difesa dell'imputato durante la sua arringa. È la sentenza che francamente tutti ci aspettavamo. Ne leggeremo ovviamente le motivazioni. Dal punto di vista tecnico, avete sentito, sono state escluse 2 importanti aggravanti, ma ripeto, vedremo le motivazioni, su questo poi ragioneremo. Secondo me questo primo grado è un primo grado che diciamo, segna un punto veramente importante all'accertamento della verità. Accertamento della verità, ripeto, che comunque passerà dai gradi di impugnazione, e questa sentenza dovrà essere, lo sarà, ne sono convinto, talmente ben motivata da passare indenne anche i successivi gradi. Dal punto di vista risarcitorio la richiesta che avevamo avanzato è stata soddisfatta, però come diceva quel gigante del signore che mi ha preceduto, un gigante nel senso di gigante veramente, che mi ha preceduto, Gino Cecchettin, nessuno vince oggi, alla fine di un processo dell'accertamento di una responsabilità penale che poi vedrà i gradi di impugnazione, quindi dovremo combattere anche là, ma certamente anche questa volta siamo arrivati come società dopo. Allora la sfida che lancia Gino è quello di riuscire a capire se prima o poi riusciremo ad arrivare prima e quindi salvare qualche persona in più. Presenti in aula Gino Cecchettin, gli zii Andrea e Alessio, la nonna Carla, Filippo Turetta, Felpa Scure. Gins ha assistito alla lettura della sentenza con lo stesso sguardo fisso e a tratti perso che si è visto nel corso delle varie udienze.
Poco prima dell'inizio, in mattinata, l'avvocato di Turetta si è recato dal papà di Giulia per una stretta di mano, così come con la nonna e lo zio, dopo le polemiche seguite all'arringa difensiva di Caruso, che secondo Cecchettin aveva umiliato la memoria di Giulia. Ora la difesa valuterà i prossimi passi. Una sentenza è tanto più autorevole quanto più segua ad una difesa adeguata. Oggi siamo soddisfatti per aver svolto la nostra missione professionale, la nostra funzione. Leggeremo le motivazioni e se ci saranno margini per presentare l'appello lo presenteremo, ne parleremo anche con il nostro assistito. Siamo soddisfatti che in un anno si sia riuscito a celebrare un processo particolarmente faticoso, difficile e carico di un corteggio molto consistente di sofferenze. L'ultima udienza prevedeva inizialmente eventuali repliche del pubblico ministero, delle parti civili e eventuali controrepliche che però non ci sono state. 2, 1... Vai. Ieri le parole di Gino Cecchettin dopo la sentenza all'ergastolo per Filippo Turetta, l'assassino di sua figlia, hanno colpito tutti nel profondo. Oggi il papà di Giulia è a Roma ed è arrivato al Ministero dell'Istruzione e del Merito per un incontro previsto con il ministro Giuseppe Valditara. Ma ricostruiamo e sentiamo quanto ha detto Gino Cecchettin e nonna Carla dopo la sentenza all'ergastolo per Filippo Turetta. La mia sensazione è che abbiamo perso tutti come società, che nessuno mi darà dietro Giulia e quindi non sono né più sollevato né più triste rispetto a ieri, rispetto a domani ed è una sensazione veramente strana perché pensavo di rimanere impassibile, ma nel momento in cui si arriva a una sentenza così è chiaro che è stata fatta giustizia, la rispetto. Però penso che dovremmo fare di più come esseri umani. Giustizia è stata fatta, dice Gino Cecchettin, poco dopo la sentenza che condanna Filippo Turetta all'ergastolo, ma certo questo non basta e non può bastare. La storia di Giulia va oltre l'aula di un tribunale. Io penso che la violenza di genere non si combatta con le pene, va combattuta con la prevenzione, insegnando concetti che sono forse un po' troppo lontani. E quindi come essere umano mi sento sconfitto, come papà non è cambiato nulla rispetto a ieri, rispetto a un anno fa. Un anno trascorso nel dolore e nella battaglia tra sentimenti privati e messaggi pubblici, con la nascita di una fondazione dedicata proprio a Giulia. Non mi aspetto scuse, il mio percorso è un altro, io ho perso tutto, quindi andrò avanti con il mio percorso. Oggi era una tappa dovuta per rispettare quelle leggi che ci siamo dati come società civile e questa tappa è stata raggiunta e adesso si va avanti, si cerca di guardare il futuro cercando di non trovarsi ancora qua con un altro papà e con altri giornalisti, con un'altra giuria. In mattinata prima del verdetto era stato lo stesso zio di Giulia, Andrea Camerotto, a dire che in un processo del genere non ci possono essere né vincitori né vinti. Non vincerà nessuno perché noi abbiamo perso Giulia. La famiglia di Filippo ha perso Filippo. Filippo resterà quello che è, insomma, a prescindere dalla condanna, dalla durata della condanna, lui rimarrà sempre l'assassino di Giulia. Ecco, questo lo sento dentro di me. Premetto che io non sono per il perdono, Io non sono per il perdono, io non perdonerò mai chi ha ucciso mia nipote e mi sono reso conto che non perdonerò mai chi fa del male alle donne. C'è poi nonna Carla che prima di partire in auto con Gino dà la dimensione di un vuoto ancora incolmabile. Il nostro dispiacere ce l'abbiamo, ce lo portiamo con noi, la giustizia ha fatto il suo corso e va bene così. Noi abbiamo il dolore e ce lo portiamo alla tomba. Avete sentito le parole di nonna Carla in questo luogo dove appunto il calvario di Giulia è iniziato ed è stato anche visto da un residente che per primo aveva dato l'allarme raccontando ai carabinieri di una ragazza che veniva colpita da un ragazzo, poi rientrato e salito in auto insieme a lei, e da qui appunto l'avvistamento della punto nera di Filippo Turetta, che ha continuato nella sua aggressione
lesione mortale poi nella zona industriale di Fossò, e poi, come ben sappiamo dalla cronaca che abbiamo raccontato in questi mesi, ha gettato il corpo di Giulia vicino al lago di Barcis, e lui è stato arrestato una settimana dopo il delitto in Germania. Ora per lui il carcere, l'ergastolo, come ha stabilito ieri la sentenza. Prima di restituire la linea allo studio vi lascio con una notizia di cronaca che arriva dal Padovano, perché c'è stato un infortunio mortale sul lavoro, una notizia che ci è appena arrivata questa mattina. Poco prima delle 9 c'è stato un intervento dei carabinieri di Cittadella dello Spisal di Campo San Piero a Fontaniva, in località San Giorgio in Brenta, per un infortunio mortale. È deceduto un 48enne dipendente di una ditta toscana che era impegnato a tagliare dei tronchi di albero ed è stato travolto da una catasta di legno, decedendo sul colpo. Queste le prime informazioni che abbiamo appena ricevuto. Ovviamente maggiori dettagli di questa notizia nelle edizioni serali dei nostri telegiornali. La linea ora può tornare allo studio. Grazie a Valentina Visentina anche per questa ultima ora, grazie anche a Francesco Rattai in collegamento, avete visto, in collegamento in diretta. Adesso andiamo sempre in diretta con Francesca Pezzo e in regia insieme ad Andrea Basso. Andiamo in diretta a Trevignano da Eddie Kaliman, perché c'è stato un altro incidente mortale, morto un giovane centauro, un meccanico di 17 anni. A te Eddie. Esatto, direttore, buongiorno a te e ai tuoi telespettatori. Siamo qui a Trevignano, all'incrocio tra via Contrada e via Papà Luciani, per testimoniare l'ennesima vittima sulle strade della Marca. Hanno superato di gran lunga le 56 tutte le ultime vittime di questi mesi che stiamo raccontando. Purtroppo sono dei giovanissimi. Ricostruiremo poi con il servizio di Marta Marangon quanto accaduto. Quello che volevo farti vedere è che proprio a questo incrocio Andrea Bedon, come dicevi tu, 17 anni, si stava recando al lavoro ieri quando ha impattato con un'auto, una Panda guidata da una 70enne proveniente dalla strada principale. L'auto stava cercando di svoltare, adesso vediamo se in sicurezza in questo incrocio riusciamo a mostrarti anche la dinamica. Nella strada principale il ragazzo arrivava da lì perché si stava recando a lavoro, dove appunto aveva iniziato da pochi mesi a lavorare come meccanico, lasciando la scuola, il professionale Don Bosco di San Donà, per recarsi appunto a lavoro. Erano le 13:20 quando la Panda guidata da questa 70enne che era andata a recuperare la nipote a scuola ha provato a girare, stava girando a questo incrocio, troppo forte l'impatto tra i due mezzi. Il ragazzo ha provato a frenare, una frenata di 20 metri che è ancora visibile sulla strada, questo tratto di asfalto appena rifatto. Qui accanto a me, ai miei piedi, ancora le macchie d'olio perse dalle vetture e la moto del ragazzo che è finita sotto la vettura guidata dalla 79enne di Trevignano. Sul posto, come abbiamo mostrato grazie alle immagini di Michele, i fiori per il cordoglio, il ricordo di questo giovanissimo ragazzo che tutti raccontano con una enorme passione per le moto, tanto da appunto, come dicevamo, lasciare la scuola per inseguire il suo sogno e la sua passione, che era quella di curarle e di farle tornare a vita nuova, come ci hanno raccontato proprio fuori dalla Comics Performance, questa piccola officina che si occupa proprio e solo di riparazione delle moto. Direttore, verrà aperto un fascicolo per omicidio stradale, ci fanno sapere ora dal Tribunale di Treviso, e con tutta probabilità sarà svolta anche una perizia cinematica per verificare, per stabilire e ricostruire la dinamica dell'accaduto. Quello che resta è ovviamente un grande dolore da parte della famiglia, una famiglia molto conosciuta in città. Il ragazzo, il 17enne Andrea Bedon, viveva con la madre proprio qui a Trevignano e con la nonna che era titolare del panificio del paese, che purtroppo è mancata a fine ottobre, e la madre, Sonia Pandolfi, è stata l'ex direttrice del palio di questo paese, di Trevignano. Siamo in provincia di Treviso, di nuovo, come dicevamo, a testimoniare l'ennesima giovanissima vittima sulle strade, con le immagini dei fiori
fiori che sono stati posti, delle rose, delle margherite e una stella di Natale bianca. Ti lascerei, direttore, con queste immagini e con il servizio di ricostruzione dell'accaduto di ieri fatto dalla nostra Marta Marangoni. Lo schianto tra la moto ed un'auto a Falsè di Trevignano poco prima delle 13:30 ed un'altra giovane vita che finisce sull'asfalto. È morto così Andrea Bedon, 17 anni, meccanico. Stava andando al lavoro in sella alla sua moto da enduro quando, all'altezza dell'incrocio tra via Contrada e via Papa Luciani, per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrato con una Fiat Panda condotta da una 79enne del posto che tornava a casa con il nipote. L'impatto non ha lasciato scampo ad Andrea Bedon. I sanitari giunti poco dopo sul luogo dell'incidente non hanno potuto che constatare il decesso del ragazzo. La famiglia Bedon è molto nota a Trevignano. La mamma di Andrea, Sonia Pandolfo, per anni è stata presidente del Palio di Trevignano. La nonna, scomparsa ad ottobre, era titolare del panificio del centro. L'intera comunità è sconvolta per la tragedia. Sono sconvolto, un'altra giovane vita che perde il bene più prezioso sulla strada. Non mi hanno ancora informato bene sulle dinamiche di quello che è successo, ma la cosa è che un ragazzino di 17 anni non c'è più. Sul luogo della tragedia, oltre ai sanitari del 118, sono intervenuti i carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Montebelluna, che conducono le indagini per accertare l'esatta dinamica e le eventuali responsabilità dell'incidente. Un dramma che allunga il triste elenco dei giovani morti in moto sulle strade della Marca. Solo 3 giorni fa la tragica fine del 21enne Samuele Lazzari a Casale sul Sile. Poco più di un mese fa a Castelfranco la morte a 15 anni di Kevin Gentilin in sella alla sua Vespa. Esprimere le più sentite condoglianze e la vicinanza, anche se nessuna parola può lenire dolore per una simile perdita. E vi ricordo l'iniziativa di Sveglia Veneti con Mirella Tuzzato e Andrea Dan dell'Associazione Familiari Vittime della Strada. Raccolgono firme per rendere obbligatorio per i motociclisti l'airbag. Ancora cronaca, ha buttato la bici contro l'auto della polizia e li ha aggredito gli agenti, è stato denunciato. Sono le 3:30 di notte quando in Corso Padova, a Vicenza, una pattuglia delle volanti della questura nota un uomo in bicicletta con in mano una busta della spesa. Alla vista degli agenti, l'uomo accelera l'andatura e cerca di cambiare strada per allontanarsi, un atteggiamento che insospettisce i poliziotti, che a quel punto decidono di seguirlo e di fermarlo per identificarlo. Lui però si dà alla fuga in modo precipitoso, scaglia la bicicletta contro l'auto della polizia ammaccandola. Poi il fuggitivo, appiedato, entra nei giardini privati di alcune palazzine in via Borgo Casale e in via Alberi, dove viene avvicinato dagli agenti, che lui per tutta risposta prende a calci e pugni fino a quando viene definitivamente bloccato. Portato in questura, è stato denunciato per violenza e resistenza a pubblico ufficiale. Nella borsa sono stati trovati e sequestrati una ventina di pacchetti di sigarette di varie marche, diverse confezioni di tabacco, sigarette elettroniche e una trentina di gratta e vinci. Il tutto è stato sequestrato e sono in corso accertamenti per verificare se la merce sia provento di furto nei tabaccai della zona. C'è un protocollo firmato da 45 sindaci del Vicentino per mettere in rete i targa system con le sale operative delle forze di polizia, per avere dati e immagini in diretta, per rendere più veloci interventi e indagini anche alla luce dei furti e dei reati predatori in aumento in provincia. Rintracciare i criminali grazie ai percorsi immortalati, tracciati nei targa system attraverso il collegamento diretto con le sale operative delle forze di polizia, che potranno quindi visionare in diretta le immagini e i dati. Parola d'ordine: immediatezza di intervento per le pattuglie e di indagine in una provincia, Vicenza, in cui ultimamente si è registrata un'escalation di reati predatori. Questa è una provincia dove purtroppo abbiamo registrato un incremento di reati predatori,
segnatamente furti in abitazione, quindi io ritengo che questo strumento sia assolutamente efficace e che consentirà anche di tranquillizzare i cittadini, perché da una parte è un effetto deterrenza, le telecamere sul territorio, ma dall'altro il cittadino ha consapevolezza che le forze di polizia monitorano i territori dove loro risiedono, dove loro svolgono le loro quotidiane attività. Protocollo d'area per l'attuazione della sicurezza urbana che oggi in prefettura è stato siglato da 45 sindaci del Vicentino e che permette ai comuni che sono già presidiati dai targa system di concretizzare il collegamento diretto con le forze di polizia. I cosiddetti targa system, quelle telecamere posizionate agli ingressi e alle uscite dei comuni, saranno direttamente gestite dal personale delle forze di polizia. Strumento preventivo, di vigilanza nelle zone più critiche, ma anche di utilità per gli interventi di protezione civile, occhi in più sulla città resi necessari anche alla luce degli ultimi raid in appartamento che hanno interessato alcune zone di Vicenza. La videosorveglianza cittadina è oggi interamente collegata alle centrali operative delle forze dell'ordine che quindi hanno accesso diretto alle nostre telecamere. Le uniche che fino ad oggi non sono comprese in questa possibilità sono le telecamere del targa system, che però sono tra le più importanti perché sono le telecamere di accesso alla città che verificano gli ingressi e le uscite per esempio delle automobili rubate. E quindi sono telecamere importantissime, per esempio, per le indagini sui furti in appartamento. Protocollo fortemente voluto dal prefetto Salvatore Caccamo, che rappresenta l'atto conclusivo del suo mandato in provincia, ultimo tassello sulla sicurezza prima di lasciare la città del Palladio con un momento di commozione. E ai molti problemi che i sindaci devono affrontare si aggiunge anche quello dell'assistenza anche psicologica alle persone che sono vittime di furti nei paesi o vittime di truffe, spesso anziani. Sono i sindaci ad arrivare spesso per primi sulla scena di questi reati. È un continuo ripetersi di atti predatori, anche la settimana scorsa. Non c'è, come dire, nessuna preoccupazione da parte di questi predatori, perché colpiscono nelle fasce orarie anche diurne nella fascia tra le 17 e le 20. Agiscono indisturbati e quello che io rilevo in questo momento è un trauma del cittadino, specialmente da chi ha subito un furto ed era presente nell'abitazione. Parliamo anche della presenza di bambini, di minori che portano traumi forti. In questo periodo tipicamente abbiamo dovuto affrontare quello dei furti e i furti in casa in orari peraltro non abituali. Si stanno anticipando sempre di più gli orari, dalle 4:30 del pomeriggio in poi sembra che le case diventino un buon bersaglio. È un orario strano perché anni passati erano orari più avanti e più nell'imbrunire più tardi. Comunque la percezione di sicurezza sta purtroppo declinando. Il timore è semplicemente quello che magari a fronte di un'azione per recuperare dei soldi, per recuperare poca roba, magari si possa fare del male alle persone. Questo è il pensiero più grande che ovviamente come amministrazione abbiamo e anche come forze dell'ordine. E da noi si sono verificate diverse truffe, in particolare agli anziani o alle persone fragili, quindi continuiamo ad attenzionare queste situazioni insieme alle forze dell'ordine. E l'appello che mi sento di fare a tutti i cittadini è che in qualsiasi situazione anomala di segnalarla subito alle forze dell'ordine. Ci sono degli episodi di criminalità anche ieri alla quale poniamo la massima attenzione come amministrazione, come forze dell'ordine, quindi c'è questa attenzione particolare, in modo particolare anche in qualche esercizio pubblico che deve assolutamente essere attenzionato. Credo che rinforzare i controlli e mettere in atto tutti quei sistemi che possano allontanare questi atti predatori, parliamo dalla sottoscrizione di questo protocollo importante, è un passo avanti che accolgo a braccia aperte. E raffica di furti anche nella zona di Arzignano, che è il regno delle concerie e delle lavorazioni della pelle. Sono andati a vedere cosa è successo Laura Bertini con l'operatore Simone Squarcina.
Una scia di furti qui ad Arzignano, soprattutto nelle ultime settimane si sono intensificati, la preoccupazione è alta anche perché i malintenzionati entrano a tutte le ore del giorno. Noi siamo in compagnia, oltre che dell'assessore alla sicurezza Riccardo Masiero, di due residenti che hanno vissuto in prima persona degli episodi che adesso ci facciamo raccontare. Per lei l'episodio riguarda i suoi genitori, cos'è successo? I genitori 6:30 di venerdì sera stavano mangiando tranquillamente, sentito dei rumori, pensavano che fossimo noi figli, invece dopo 2-3 minuti mio padre si è alzato per andare a vedere e si è trovato nel corridoio che andava nelle camere queste ombre e ha iniziato a gridare, a prendere paura e per fortuna sono scappati. La paura è tanta. Sì, persone anziane di una certa età con i loro problemi, dunque evitiamo certi discorsi su questi ladri. Speriamo sviluppi positivi nella gestione del territorio. Tutto lì. Lei invece è rappresentante di un comitato di quartiere, perché voi tra voi avete anche un gruppo. Un gruppo WhatsApp per condividere i problemi che sono emersi sul quartiere in maniera tale da essere incisivi immediatamente per aiutare eventualmente il vicino quando ci sono questi furti. Lei mi diceva che ultimamente nel quartiere Mantovano, nell'ultimo weekend ci sono stati circa... Nell'ultima settimana saranno stati almeno 20 furti sicuri nel nostro quartiere, tra cui l'ultimo domenica sera c'è stata anche una colluttazione con uno di questi malviventi, con un mio vicino di casa. Per fortuna è finita bene, però ci è mancato poco, diciamo, la paura è altissima. Io vedo, faccio conto che in questa chat noi siamo 350 famiglie, dunque potete pensare in quanti siamo, la gente è molto preoccupata, la sera escono con le auto, c'è una paura che si tocca con mano proprio. Un po' è complice anche il periodo, sappiamo che prima di Natale c'è un incremento quasi fisiologico di questi episodi, però lei prima mi anticipava che qui non avete mai visto una cosa del genere. No, io credo che negli ultimi anni non si sia mai assistita a un'escalation di questo genere. Infatti siamo passati da singoli episodi a una continua presa d'assalto delle case. Questo è stato il dato che ha portato l'amministrazione comunale a scrivere anche al prefetto per chiedere una maggiore presenza nel nostro territorio. Lo avevamo già fatto alcuni mesi fa. Ieri il sindaco ha scritto direttamente al prefetto per cercare di avere un supporto perché siamo realmente preoccupati della situazione. E voi state anche potenziando i controlli sul territorio, siete già dotati dei dispositivi targa system, videosorveglianza, insomma? Certo, questo è il sistema che stiamo utilizzando maggiormente proprio grazie alle segnalazioni che pervengono sia al nostro comando di vigili urbani che in sinergia con i carabinieri stiamo cercando di monitorare al massimo il territorio in entrata e in uscita dei veicoli che vengono segnalati e delle presenze di queste persone. Ecco, l'avete sentito, una situazione che preoccupa i cittadini e l'amministrazione, una scia di furti mai vista fino ad oggi. Io ringrazio i nostri ospiti per essere stati con noi. Grazie a Luisa Albertini, a Simone Squarcina. Sono giorni e giorni che lo ripetiamo incessantemente fino alla nausea, che questa regione è assaltata letteralmente da bande di ladri. Molti arrivano dall'est, dai paesi dell'ex Jugoslavia, con proprio l'intento di svuotare gli appartamenti, perché hanno capito che arrivano, colpiscono e riescono a tornare 9 volte su 10 indenni nei loro paesi. Quindi è una situazione senza precedenti, continuiamo a ripeterlo, è un'emergenza, le persone chiedono maggiori controlli, carabinieri e polizia fanno il possibile, però è come cioè è uno scontro impari, è come affrontare con una cerbottana qualcuno che invece maneggia un bazooka. E oltre ai ladri nelle case, ci sono anche i ladri di case e addirittura di bed and breakfast. Questa è la novità, perché una famiglia di nomadi aveva occupato abusivamente un intero bed and breakfast. Il ministro Piantedosi aveva minacciato una
uno sgombero, è diventata una questione nazionale, perché tutti i telegiornali, tutti i giornali la stavano seguendo. Dopodiché i carabinieri sono riusciti, non con la forza ma con il dialogo e la trattativa, a farli uscire dall'edificio che avevano occupato. Molti ascoltatori ieri, molti telespettatori ieri sera a Focus hanno detto: ma qui c'è poco da dialogare, vanno subito cacciati via, perché occupare abusivamente una casa è un reato. Vediamo, servizio di Francesco Rattai. L'occupazione abusiva del bed and breakfast, la mansarda di Pontevigo d'Arzere a Padova, si è conclusa poco prima delle 17 di ieri. Decisivo l'intervento dei carabinieri, che ha mediato con la famiglia Sinti, composta da padre e madre, 3 figli di 3, 5 e 9 anni e il nonno. Un dialogo che ha permesso di liberare l'appartamento di via Pontevigo d'Arzere. Abbiamo parlato con queste persone, abbiamo cercato di convincerle a lasciare volontariamente l'appartamento, quindi abbiamo instaurato un dialogo, un confronto, abbiamo ascoltato anche le loro ragioni e alla fine loro spontaneamente hanno lasciato l'appartamento. Queste le prime immagini del bed and breakfast liberato. La famiglia originaria di Trento ha lasciato la casa in buone condizioni. Le serrature sono già state cambiate e i contatori della luce non sono stati manomessi. Ma ovviamente abbiamo riferito all'autorità giudiziaria, perché ci sono una serie di fatti che vanno attentamente valutati, come delle ipotesi di danneggiamento, furto di energia elettrica, e quindi sarà tutto quanto al vaglio dell'autorità giudiziaria. Però quello che conta è che l'appartamento è stato liberato e il proprietario ne è rientrato in possesso. Ora l'appartamento è senza elettricità, visto che nella giornata di ieri era stata staccata. La famiglia di 6 persone è ora ospitata da parenti a Trento. Nell'andare via, grazie alla decisiva mediazione degli uomini dell'Arma, hanno lasciato in un ripostiglio un piede di porco e una spranga. È un po' nel DNA del carabiniere quello di parlare, di confrontarsi, di ascoltare anche le loro ragioni, perché anche loro avevano delle ragioni che ci hanno spiegato. Quindi è un'attività di dialogo e di collaborazione. Abbiamo trovato un punto di conciliazione e anche loro hanno ritenuto che in questo momento era opportuno che lasciassero l'appartamento, e così hanno fatto. Complimenti ai carabinieri, agli uomini della Benemerita, non a caso si chiama Benemerita. Il proprietario dell'appartamento è ritornato in possesso delle chiavi. Lui e la sua dipendente hanno tirato un sospiro di sollievo. Francesco Rattai li ha intervistati. Abbastanza sollevato adesso, mi sembra quasi di vivere in un incubo, ecco. Comunque, ripeto, sono grato totalmente alle forze dell'ordine, in particolar modo ai carabinieri, che hanno fatto un lavoro esemplare, secondo me. Quindi grazie di cuore a questi ragazzi che rischiano tutti i giorni con queste persone. La fine di un incubo per il proprietario del bed and breakfast di Pontevigo d'Arzere, occupato da metà ottobre da una famiglia di Sinti. È sollevato Lorenzo Sergi dopo quasi 2 mesi, che definisce pesantissimi. Abbiamo anche i vicini che continuavano a insistere, che avevano problemi, che avevano schiamazzi notturni e quant'altro. I signori qui che continuavano a inveire contro di noi e non intendevano assolutamente sentire alcuna ragione di lasciare l'appartamento, e quindi immaginate voi in che stato d'animo potevamo essere noi. Usa le stesse parole anche la dipendente che aveva accolto gli occupanti. Per me è la fine di un incubo, perché per me mi sento colpevole, perché ho detto ho fatto io il check-in, mi sembravano persone rispettabili. Dopo, quando ho visto questa situazione, io ero preoccupatissima per i vicini, sono stata proprio veramente male, ho rischiato di ammalarmi perché non vedevo una soluzione. Adesso ho detto 1 anno queste persone qui dentro e non riuscivo a dormire, avevo attacchi di panico, è passato l'inferno. E proprio queste sono occupazioni illegali, abusive, e c'è un nuovo provvedimento del governo, una nuova legge che consente di sgomberare gli edifici occupati illegalmente. E molto spesso queste situazioni sono dovute anche a altro genere di situazioni, gli sfratti, la mancanza di alloggi, l'emergenza abitativa, e c'è un uomo
chi a Treviso era stato sfrattato da un condominio che aveva trovato riparo nel garage dove dormiva da giorni al freddo e viveva di stenti. L'hanno trovato morto. Venerdì sera, che era qua in compagnia, tranquillissimo, vado via perché noi eravamo ancora convinti che andasse nell'appartamento dove lui alloggiava. Invece non era così, l'hanno trovato nel garage. Abbiamo allertato il sabato. Lo hanno trovato i vigili del fuoco e i carabinieri. Marco Magrin, 53 anni, steso a terra su un lato, senza vita, nel garage dove si era rifugiato e dove viveva ormai da mesi dopo essere stato sfrattato dal suo appartamento. Troppe le spese da sostenere e a cui non riusciva a far fronte. Ad allertare le forze dell'ordine gli amici del bar Bottolo di via Castagnole a Treviso. Il sospetto che fosse successo qualcosa non vedendolo all'appuntamento fisso ogni sera al bar. A raggiungere gli amici il collega con il quale andava a lavoro che li ha avvisati che venerdì non si era presentato. Il collega con cui andavamo a lavorare assieme, questo qua, dopo averci allertato, non solo io, un po' di amici, ha dovuto chiamare i carabinieri, i vigili del fuoco, che non era di sopra, era sul garage. Alzava alle 4 di mattina, lui è 4-5. Lui purtroppo non aveva possibilità né economiche né di spostarsi. Veniva qua, mangiava qualcosa, trovava gli amici. Marco Magrin aveva trovato lavoro da settembre in un'azienda ittica di Canizzano. Originario di Campo San Piero, dove vive la famiglia, stava tentando di ricostruirsi una vita dopo l'uscita, qualche anno fa, da una comunità di recupero dove aveva trovato una compagna con cui condivideva l'appartamento al quinto piano di via Castagnole. Era molto riservato e di conseguenza non è che noi stavamo là. Riservato e schivo, ma simpatico e di compagnia, è il racconto che ne fanno gli amici. I funerali saranno celebrati mercoledì 4 dicembre alle 15 nella chiesa parrocchiale di Fratte di Santa Giustina in Colle. Penso che sia una cosa un po' che là c'è, quantomeno, non so, non dico sconvolto, ma ci sono tante persone purtroppo in queste condizioni, purtroppo. Sono le classiche persone invisibili. E insomma ha creato molta impressione questo fatto, sentiamo le reazioni. Fa riflettere perché ha tenuto all'oscuro di tutti, dei familiari, degli amici, anche delle persone più intime, la sua situazione di difficoltà, e lo ha fatto presumibilmente per una questione di dignità. Da sindaco di questa comunità lancio un appello che nei momenti di difficoltà c'è una comunità e ci sono delle istituzioni pronte a tendere la mano a tutti coloro che hanno delle difficoltà. Quindi dobbiamo farci coraggio e aprirci, dialogare e chiedere aiuto. Non una morte vana, ma un grido d'allarme. Così il sindaco di Treviso dopo la morte di Marco Magrin, 53 anni, stroncato da un infarto, forse mentre dormiva al freddo nel garage del condominio da cui era stato sfrattato. Una condizione di cui amici e parenti non erano a conoscenza, così come non lo erano gli assistenti sociali. Di qui l'appello dell'amministrazione a chiedere aiuto. La persona non era nota al servizio sociale, non era residente, non era mai stata segnalata. Io ricordo che anche per i non residenti, per le persone in stato di bisogno, tutti i comuni hanno l'obbligo comunque di attivarsi. Deve esserci però una segnalazione che può essere attraverso la rete formale, quindi la polizia locale che può verificare lo stato di bisogno della persona, i servizi sociali, oppure la rete informale. Dalla Caritas alle parrocchie, dagli amici alla famiglia. È proprio con una riflessione sul senso di comunità che il vescovo di Treviso, Tommasi, commenta la tragedia. Cerchiamo di non essere indifferenti, eppure sembra sempre che lo sforzo sia minore a quello che potremmo fare. Andare a cercarci e a non dare per scontato che se qualcuno non c'è più nel nostro vicinato semplicemente non c'è più. Ecco, forse uno sguardo maggiore di amicizia nei confronti delle altre persone ci potrebbe fare bene, ma proprio come società. Abbiamo parlato ieri sera a Focus con i nostri ospiti, il nostro grande pubblico di Focus, in una puntata dal titolo "Rubano case e bed and breakfast, allarme in Veneto". Sentiamo cosa ha detto tra gli altri Luigi Calesso di Coalizione Civica Treviso. Tanto tutta la mia solidarietà allo sfortunato protagonista di questa vicenda.
Effettivamente, come diceva lei, direttore, ci sono casi diversi. In questo caso mi pare evidente che si trattava di un'occupazione che non era dettata da una particolare necessità, tant'è che queste persone se ne sono andate senza bisogno dell'uso della forza o neanche di una ingiunzione formale. Poi ci sono altro tipo di occupazioni. Intanto ci sono quelle a cui faceva indebitamente riferimento l'esponente di Azione, quelle simboliche che vengono attuate dai movimenti per la casa e che riguardano, come nel caso dell'eurodeputata Salis, degli appartamenti vuoti dell'Aler, che è il corrispondente dell'Ater in Veneto, che vengono occupati per qualche giorno per segnalare che ci sono in una determinata città, in una determinata regione, un sacco di appartamenti popolari, pubblici, vuoti, che potrebbero ospitare delle persone senza casa e che non lo ospitano perché? Perché o il comune o la regione o l'agenzia non decide di disporre i fondi necessari per la ristrutturazione di quegli alloggi. Quindi nessuno viene privato di nulla perché quegli alloggi sono vuoti e sono destinati a rimanere vuoti. Si tratta di azioni politiche per porre l'accento su un problema. E poi ci sono le persone che sono senza casa, che rischiano di morire per strada. Guardate che a Treviso è successo 2 giorni fa che una persona è morta di infarto vivendo in garage. E infatti di quello abbiamo parlato nel servizio che abbiamo mandato in onda. Ancora cronaca da Padova, era accusato di maltrattamenti nei confronti della moglie e di essere arrivato a prendere a cinghiate i figli, addirittura a cinghiate. Il Tribunale di Padova ha condannato a 4 anni di carcere un uomo di 48 anni. Maltrattamenti durati anni nei confronti della moglie, a cui si sono aggiunti quelli verso i 3 figli, tutti minorenni, fino a quando la donna non ce l'ha fatta più. È stato condannato dal Tribunale di Padova a 4 anni un uomo di 48 anni di origine sudamericana, residente fino a poco tempo fa con la famiglia in città. La prima denuncia era arrivata tempo fa, quando la donna aveva deciso di rivolgersi alle forze dell'ordine dopo che l'uomo se l'era presa anche con uno dei bambini. Dopo la separazione, l'uomo aveva continuato a minacciarla, arrivando a inizio anno a menzionare il femminicidio di Sara Burattin, uccisa a Bovolenta poco prima dall'ex compagno. L'uomo, che ha sempre negato ogni addebito, era stato raggiunto da un divieto di avvicinamento. La polizia, sempre a Padova, ha arrestato uno spacciatore tunisino di 18 anni sorpreso a spacciare cocaina in Prato della Valle. Bloccato durante un servizio antidroga in centro città, un 18enne tunisino con precedenti per spaccio e vendita di droga a minori è stato arrestato dai poliziotti della squadra mobile di Padova mentre stava vendendo dosi di cocaina in Prato della Valle. Proprio in Prato nell'ultimo periodo erano stati segnalati movimenti sospetti anche in pieno giorno, quando il luogo è affollato di turisti. Da qui i controlli della polizia. Dopo un appostamento durato più di un'ora è stato visto un uomo italiano avvicinare il giovane extracomunitario e consegnargli una banconota da 50 euro, ricevendo in cambio un piccolo involucro. L'immediato intervento degli agenti ha permesso di bloccare entrambi e di accertare che l'italiano, un 45enne residente a Padova, aveva appena acquistato una dose di cocaina dal ragazzo straniero e non era neppure la prima volta. Il 18enne tunisino era arrivato in Italia nel 2023 e aveva precedenti anche per furto e detenzione di droga. È stato arrestato e condannato a 6 mesi al pagamento di 2.000 euro di multa e potrebbe essere presto trasferito in un centro per il rimpatrio. Abbiamo aperto con il femminicidio di Giulia Cecchettin, la condanna all'ergastolo di Filippo Turetta, ma ci sono stati in Veneto altri femminicidi. L'ultimo in ordine di tempo, quello di Verona. Sembra che si tratti di un altro femminicidio, una donna che è stata trovata impiccata in casa ed è indagato per omicidio volontario il marito, ma c'è stato il femminicidio anche di Vanessa Ballan e ieri mattina l'udienza preliminare in cui Bujar Fandai è stato rinviato a giudizio per omicidio volontario premeditato e come Turetta rischia l'ergastolo. Le parole toccanti del fratello di Vanessa Ballan mi ha insegnato il sorriso.
Sono momenti questi di grande emozione, di dolore ma anche di rabbia. In aula sono entrati i familiari di Vanessa Ballan ed il compagno Nicola Scapinello. La mamma della vittima, terminata l'udienza, è scoppiata in un pianto disperato, troppo forte il dolore. Il ricordo di Vanessa lo vuole tracciare Nicola, il fratello, una mancanza la sua, ci dice, incolmabile. Quello che mi preme sottolineare è la grande comunque mancanza che lei ha generato in noi. Ci ha stravolto la vita in tutti i sensi, però voglio ricordare una ragazza giovane, solare, una ragazza che quando entrava a casa sorrideva sempre, sorrideva, ci salutava, andava dalla mamma e dava due abbracci, un bacio e insieme poi salutavano Mattia, il piccolo Mattia. Il piccolo di Vanessa, rimasto orfano di madre per mano di Bujar Fandai. Nicola vuole ricordare Vanessa, che gli ha insegnato il sorriso, una ragazza semplice, amante della vita. Ancora oggi penso di poterla salutare, penso di poterle anche semplicemente dirle addio, ma so che è sempre con me. Noi abbiamo, diciamo così, trovato questa forma di ricordo che sono le farfalle. Ogni farfalla, che in realtà, avendo l'occhio come vogliamo averlo noi, ci accompagna. Nella sua tomba c'è sempre stata una farfalla in realtà e questo è stato un bel segno. Oppure l'altro giorno, non lo so, qualsiasi cosa che possa essere semplice ma che mi faccia capire che non siamo soli. Ogni tanto Nicola fa una pausa, una lacrima si ferma in gola, ma poi pensa a Vanessa e torna a parlare. Lei è sempre con noi. Il papà e la mamma sono a pochi passi, il dolore è lacerante. Sulla tomba della giovane mamma una farfalla, segno di rinascita, una farfalla che lei amava tanto. Vanessa Ballan aveva 26 anni ed era incinta e in aula ieri era presente il suo assassino, l'imbianchino kosovaro, che a testa bassa ha ascoltato la decisione della giudice per le udienze preliminari Piera De Stefani. Bujar Fandai, l'imbianchino kosovaro che il 19 dicembre 2023 uccise a coltellate la giovane mamma incinta del secondo figlio Vanessa Ballan, 26 anni, con la quale aveva avuto un rapporto sentimentale, è stato rinviato a giudizio per omicidio volontario con l'aggravante della premeditazione. L'uomo, 40 anni, rischia l'ergastolo. Diciamo che questo provvedimento, questo decreto che dispone il giudizio è sicuramente figlio di logos, nel senso che non si poteva giungere ad una soluzione diversa. Quindi il 12 febbraio ci vedremo in corte d'assise. In aula non ha mai alzato la testa. Chiedo scusa a tutti, non avrei mai voluto farle del male. Il padre della vittima ha anche tentato di avvicinarsi a Fandai per guardare negli occhi l'assassino della figlia. Voleva vedere il suo sguardo, ma una guardia carceraria l'ha bloccato, una famiglia provata dal dolore. La famiglia comunque anche oggi ha dimostrato una dignità nel dolore a cui noi tutti dobbiamo inchinarci. All'imputato vengono contestati anche la violazione di domicilio della casa Spineda di Esepio X, il porto d'armi da taglio, 2 coltelli da cucina e la diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, in altre parole, revenge porn. Il nostro assistito è pronto ad affrontare il processo e ad assumersi la responsabilità di quanto accaduto, spiegano gli avvocati di Bujar Fandai, Chiara Mazzoccato e Daria Bissoli. Non solo, ma intende favorire la celere definizione di questo processo al fine di minimizzare l'impatto emotivo sulle persone offese. Perciò ha consentito, in accordo con le altre parti processuali, all'acquisizione di tutti gli atti di indagine. A processo si eviterà in tal modo un dibattimento lungo e complesso. E un altro omicidio, quello di Margherita Ceschin ieri, udienza in tribunale a Treviso per José Mateo Garcia e Candy Maria Rodriguez, gli ultimi componenti della banda arrestati per l'assassinio della 72enne trovata morta a Conegliano, e sotto indagine ed è accusato di essere il mandante l'ex marito della vittima.
In aula, José Matteo Garcia, considerato uno dei killer materiali dell'omicidio di Margherita Ceschin, la 72enne trovata morta nella sua abitazione a Conegliano il 24 giugno 2023, e Candy Maria Rodriguez, accusata di essere un'intermediaria della banda criminale. L'obiettivo era di unificare i due fascicoli, il primo quello relativo agli arresti di Enzo Lorenzona, ex marito della vittima ed accusato di essere il mandante del delitto, ed altri 3 complici, e il secondo fascicolo relativo agli ultimi 2 finiti in manette, Rodriguez e Garcia. L'avvocato di quest'ultimo, detenuto nel carcere di Belluno, ha sollevato un'eccezione. Abbiamo eccepito davanti al giudice la tardività della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari. È stato notificato al mio cliente il 7 ottobre e da norma vengono rilasciati 20 giorni di tempo a tutela del diritto di difesa, che scadevano il 27, che era un giorno festivo, e quindi si andava al 28 di ottobre. Solo che il 28 il pubblico ministero aveva già avanzato la richiesta di rinvio a giudizio e pertanto abbiamo sollevato come questione preliminare, anzitutto assorbente rispetto a tutto il resto, il problema del mancato rispetto di questi termini. Insomma, per Garcia incombe il rischio di scarcerazione per decorrenza dei termini, ma questo si saprà nei prossimi giorni. Intanto è stato rinviato al 27 dicembre la discussione per la Rodriguez. Poi inizierà il processo in corte d'assise. La sentenza potrebbe arrivare tra un anno. Manca all'appello l'ultimo componente della banda, Joel Lorenzo, che avrebbe fatto da palo durante l'omicidio, ora in stato di fermo a Santo Domingo in attesa di estradizione. Cordoglio a Treviso per la morte di Petra De Zanet, che era una attivista molto impegnata sul fronte dei diritti umani e delle donne, è stata anche consigliere comunale. Sentiamo Marta Marangon. Ha combattuto fino all'ultimo, facendo della lotta al tumore ovarico che l'aveva colpita una missione per aiutare le altre donne. Si è spenta all'ospedale Cafoncello Petra De Zanet, 54 anni, ex consigliera comunale di Treviso. Fatale una ricaduta del male contro il quale combatteva dal 2021. Una donna molto nota a Treviso per l'impegno politico, consigliera per la lista Gentilini, che poi abbandonò in polemica con la Lega, ma anche per il lavoro come barista nel caffè della provincia al Sant'Artemio. Donna impegnata, mamma di 2 figli, passionaria e combattiva, in prima linea nella difesa delle donne contro la violenza di genere e poi, dopo l'incontro con la malattia, contro il tumore, con un impegno che ha concretizzato fondando l'associazione Acto Triveneto, alleanza contro il tumore ovarico, per aiutare le donne malate e sensibilizzare sui tumori ginecologici e sulla prevenzione. Così la ricorda la consigliera Antonella Tocchetto, che era stata anche sua avvocata. È sempre stata una donna grande combattente, una vita non facile, questo lo devo dire. Ha avuto sempre degli ostacoli nella sua vita, però è riuscita a tirarsi su dei figli. Era una molto combattiva sia nel lavoro che nella politica. Devo dire la verità che è entrata timida, ma era proprio poi una leonessa, fino alla malattia, della quale, e questo va riconosciuto, ne ha fatto anche una bandiera, perché lei era vicino all'ULSS e si adoperava proprio per lavorare per tutte le persone che avevano problemi soprattutto legati all'oncologia come lei. Quindi una grandissima donna, molto combattente, e dispiace appunto che sia morta così giovane, perché aveva solo 54 anni. E sono tantissimi i messaggi di cordoglio che in queste ore stanno arrivando ai familiari, dal mondo politico all'associazionismo. Battagliera e appassionata, Petra De Zanet lascia il ricordo di un grande amore per la terra trevigiana e di un impegno civile che non si è esaurito sui banchi del Consiglio Comunale, ma l'ha contraddistinta anche nelle associazioni per il sostegno ai malati, scrive il presidente della Regione Zaia. Si stringe alla famiglia il sindaco Conte. È stata una persona straordinaria, una donna che ha fatto anche della sua malattia un motivo di sensibilizzazione nei confronti di tutte le donne, una combattente, e quindi abbiamo davvero appreso con grande dolore la notizia della sua scomparsa. Quindi questo è il momento di stringersi nel dolore, nella preghiera, e credo che anche sia doveroso un ringraziamento per tutto quello che ha fatto nei vari ruoli che ha ricoperto, ma soprattutto nel suo ruolo di donna con grande dignità, che ha saputo rappresentare tutto il mondo femminile su tante battaglie. Così il sindaco di Treviso Mario Conte, presidente
dell'ANCI, una notizia dalla tribuna di Treviso, è un lutto, un boccone di carne gli va di traverso, muore soffocato alla sagra. È successo a Vittorio Veneto, la vittima è Claudio Freschi, sottoposto a massaggio cardiaco per 40 minuti da 2 infermieri che stavano cenando, purtroppo è stato tutto inutile. Prima di andare in pubblicità andiamo sul fronte dei lupi, ci sono delle novità importanti, ci dice tutto la nostra redazione di Bassano e Grappa con Monica Smiderle. Pietro Guderzo, presidente provinciale di Coldiretti, arrivano buone notizie dall'Europa perché il Comitato Permanente della Convenzione di Berna per la conservazione della flora e della fauna selvatiche ha dato parere favorevole alla richiesta dell'Unione Europea di declassificare il grado di tutela del lupo. Stiamo raccontando anche nei nostri telegiornali le continue predazioni che avvengono anche nel nostro territorio, dunque è una notizia che vi conforta. Diciamo che è un altro mattoncino messo in un percorso che si sta costruendo e che deve portare necessariamente a un controllo numerico della specie lupo. Lo dicono i numeri, il numero delle predazioni e il numero dei lupi stessi, che ad oggi non si sa neanche bene quanti siano, si fanno solo delle stime. Certo è vero che questa situazione ha creato non pochi disagi all'interno delle aziende agricole, anzi tante sono state costrette ad abbandonare anche le maghe, i territori montani, che sono tra i più fragili e difficili da mantenere, e quindi speriamo che sia un altro passettino in avanti nel gestire una situazione che obiettivamente è andata fuori controllo. Secondo le stime in Italia ad oggi sarebbero 3.300 i lupi presenti, 950 nella fascia alpina. Avvistamenti anche in pianura negli ultimi mesi, una situazione che continua a preoccupare, sono state numerose le denunce anche di Coldiretti. Il rischio, ne faceva accenno il Presidente, è l'abbandono anche delle nostre montagne. Sì, certo, diciamo che non solo in pianura, ma ormai i lupi li troviamo in città, all'interno delle case ormai. E purtroppo questa è una cosa che comunque noi come Coldiretti era da anni che veniva denunciata, e purtroppo si sta verificando quello che era stato un attimo preventivato, ovvero il rischio dell'abbandono dei territori montani e collinari, e questo sappiamo benissimo che poi ha anche un risvolto non solo economico ma anche sociale e ambientale, perché quando non vai a mantenere più un territorio poi ti trovi problemi di dissesto idrogeologico a valle, e qui poi ovviamente ne va a discapito non solo dell'agricoltura ma poi di tutto l'indotto economico e della popolazione. Senta Presidente, lei parlava di un mattoncino in più, sappiamo che i tempi della burocrazia purtroppo sono troppo spesso lunghi. Voi adesso che cosa chiedete e che cosa auspicate? Adesso c'è solo da tenere la barra dritta e far sì che questo mattoncino non vada perso, che non si lasci, che non si abbassi, diciamo, la tensione su questo discorso, perché va monitorato e bisogna arrivare a un punto di caduta che consenta alle aziende agricole di vivere in maniera tranquilla, perché credetemi, lavorare sapendo che hai comunque un predatore sempre pronto in agguato a portarti via dei capi non è facile neanche dal punto di vista psicologico prima che economico. E sulla attenuazione della tutela dei lupi sentiamo l'europarlamentare Paolo Borchia. Via libera alla proposta europea per ridurre lo stato di protezione del lupo. Voto favorevole del Comitato Permanente della cosiddetta Convenzione di Berna alla proposta della Commissione europea. Una proposta che punta a declassificare lo stato di protezione del lupo da specie rigorosamente tutelata a specie tutelata. Certo, anche in Europa i tempi della burocrazia sono lunghi e quindi ora si dovrà attendere il 7 marzo perché entri in vigore la declassificazione. Solo dopo questa data l'Unione Europea potrà adattare la propria legislazione, ma servirà l'approvazione del Parlamento Europeo e del Consiglio. Solo a questo punto, cioè dopo l'approvazione del Parlamento, Stati ed enti locali avranno la possibilità di gestire con flessibilità il problema. Intanto, anche nel Vicentino, un altro passo in avanti è stato fatto verso agricoltori, malgari e residenti.
Servizio Federico Fusetti, andiamo in pubblicità con i nostri registi Francesca Pezzo e Andrea Basso. State con noi, torniamo subito. Sono state rese note le motivazioni della sentenza della Corte Costituzionale sull'autonomia differenziata. La Corte Costituzionale ha bocciato 8 delle 23 competenze previste dal DDL Calderoli. Sentiamo come ha commentato questa notizia il Presidente Zaia. La Corte in 107 pagine indica la via, la indica con 52 punti dispositivi nella sentenza e per 25 volte dice ai ricorrenti alle 4 regioni che sono 25 questioni infondate, per ovviamente 13 volte dice che sono 13 questioni inammissibili e poi ovviamente pone la questione su 14 elementi di incostituzionalità in alcune parti della legge, ma la Corte non si limita solo a indicarli ma dà anche le soluzioni. Ripeto l'esempio, non parlate di materie o ambiti di materie ma di specifiche funzioni e quando si parla di funzioni dice non parlate di funzioni ma di specifiche funzioni. Infine la Corte dice autonomia costituzionale e quindi si può andare avanti e dall'altro dice un'altra cosa importante, i livelli essenziali delle prestazioni che sono stati introdotti obbligatoriamente da questo governo si definiscano non con provvedimenti governativi ma coinvolgendo ovviamente il Parlamento e rendendoli prioritari perché i livelli essenziali delle prestazioni servono per combattere le diseguaglianze e quindi per garantire a tutti i cittadini gli stessi diritti sociali e civili. Determinati quindi tutti i fautori dell'autonomia, il Presidente Zaia in testa e poi Alberto Stefani qui in Veneto, tutti gli esponenti del Carroccio e tutti coloro che nell'autonomia credono e hanno creduto fin dal giorno del referendum del 22 ottobre del 2017. Sentiamo un altro commento di Alessio Morosin, fondatore di Dipendenza Veneta, poi sentiremo anche Alberto Villanova, presidente dell'intergruppo Lega Lista Zaia in Consiglio regionale. Numero 192 del 2024, depositata oggi dalla Corte Costituzionale riguardante l'autonomia differenziata. È stato un colpo allo stomaco, una durissima realtà che ho avuto difficoltà a metabolizzare. Un testo spietato, abile, in difesa di una forma repubblicana centralista senza precedenti, con una riscrittura del 116 terzo comma, con una visione veramente peggiorativa di quello che è il profilo dell'autogoverno dei territori, in particolare del nostro Veneto, ignorando totalmente il voto dei veneti, del popolo veneto, che non esiste più per gli italiani, perché c'è un'unica nazione e un unico Stato. Il popolo veneto invece ha votato il 22 ottobre 2017, ma la Corte ignora questo fatto, cancella sostanzialmente nei punti più rilevanti la legge Calderoli, nega che si possano fare intese direttamente ricorrendo al 116 terzo comma, si arroga un potere di controllo a tutto campo, anche di quello che il Parlamento andrà a decidere per correggere quello che è rimasto, quel poco che è rimasto della legge 68, la cosiddetta legge Calderoli. È un momento molto difficile, siamo di fronte ad una Corte che dice che la sua posizione, questa interpretazione creativa del titolo quinto della Costituzione, in particolare dell'articolo 116, rappresenta le colonne d'Ercole oltre le quali non si può andare. Quindi quello che abbiamo fatto noi in Veneto col voto al referendum del 22 ottobre 2017 è una fatica di Sisifo, una fatica inutile, un passaggio democratico che la Corte ha cancellato con un tratto di penna. Io vedo una prospettiva molto molto ardua per dare al Veneto quel rispetto, quella dignità, quell'autogoverno che il Veneto merita. Io credo che sia tempo di cambiare cavalli e di assumere iniziative per far capire allo Stato che non siamo disposti a tollerare tutto. Soprattutto non siamo disposti ad accettare una sentenza
che è chiaramente di parte, che è ispirata a una posizione politica ben precisa, che delinea un centralismo burocratico e spietato rispetto al quale... L'avvocato Morosin, poi sentiremo anche Alberto Villanova. Intanto vediamo la protesta dei cittadini a Marghera per la chiusura delle poste di via Pasini. Sentiamo. No chiusura, no chiusura, no chiusura. Poste Italiane ha confermato la chiusura del proprio ufficio di Marghera in via Pasini, come già annunciato nelle scorse settimane. La decisione ha suscitato la reazione della cittadinanza, che con cartelloni e cori di protesta ha manifestato davanti all'ufficio per esprimere il proprio dissenso. Le persone qua della zona hanno bisogno di queste poste, altrimenti diventerebbe un problema. Poste Italiane sta pubblicizzando l'assunzione di migliaia di dipendenti. Vorremmo capire dove pensa di metterli, visto che sta chiudendo tutti i servizi. È scandaloso che in un territorio poi come Marghera, così come in altri, perché ci sono anche Trivignano e Sant'Elena, quindi anche territori importanti, Poste Italiane decida di chiudere. In questo caso appunto di fatto ci sono solo 2 presidi delle poste, uno centrale questo, e in quello delle poste le numerose testimonianze, quello centrale, ci testimoniano che in realtà ci sono lunghissime code. Con la chiusura di questo ufficio sarà un problema, perché i pensionati dovranno andare a Marghera Centro e contemporaneamente, anche per pagare una bolletta, ieri l'abbiamo verificato, ci vogliono 2 ore per un pensionato, oppure l'alternativa è quella di prendere un appuntamento. Con le chiusure dei servizi le periferie così muoiono e non lo vogliamo. La chiusura di questa sede, ci dicono, colpisce una zona già problematica, caratterizzata dalla presenza di molti residenti anziani che utilizzano gli uffici per necessità come la pensione e le bollette. In questo quartiere, inoltre, la popolazione immigrata, più numerosa della media, necessita frequentemente dei servizi postali per mantenere rapporti con il paese d'origine. Noi però chiediamo appunto una inversione di rotta, e quindi assolutamente questo deve rimanere un presidio nel territorio per un luogo poi come quello di Marghera, peculiare, che ha bisogno di servizi, che ha bisogno di presenza, che ha bisogno di attività. Protestano anche i cittadini di Sant'Elena a Venezia, perché anche qui è prevista la chiusura dell'ufficio postale. Se ne sta occupando il delegato alle isole in Consiglio Comunale, il consigliere Alessandro Scarpa Marta. Sentiamo. Un comitato di cittadini che sta raccogliendo le firme in modo del tutto pacifico e democratico contro la chiusura delle poste di Sant'Elena. Vogliamo ricordare tutti assieme ai cittadini che in questa zona sono molti anziani e molti disabili ed è quasi impossibile raggiungere le poste più vicine, che sono addirittura in via Garibaldi, attraversando ponti anche molto lontani. Vogliamo anche ricordare che in questa zona appunto di Sant'Elena ci sono varie frazioni come San Pietro di Castello, come San Giuseppe, come la zona Paludo, zona Sant'Anna, e quindi ci sono migliaia di cittadini veneziani che tutti i giorni lavorano, portano a scuola i bambini, e quindi bisogna difendere anche questa specificità, questa particolarità di Venezia per difendere appunto i diritti dei cittadini. Quindi noi siamo qui appunto in modo democratico a chiedere a Poste Italiane, ma anche al governo appunto di aiutarci a mantenere le poste aperte. Quindi volevo fare un ringraziamento particolare a tutti i cittadini, al comitato, all'esecutivo che sta raccogliendo le firme. No alla chiusura delle poste di Sant'Elena. No alla chiusura delle poste di Sant'Elena, dice il consigliere comunale Alessandro Scarpa Marta. E vediamo i vigili del fuoco in occasione di Santa Barbara. È stato presentato al comando trevigiano il bilancio annuale degli interventi. Calano gli interventi per incendi e incidenti stradali, crescono esponenzialmente quelli legati alle numerose emergenze maltempo nella provincia di Treviso nel 2024. Nel mese di maggio 280 gli interventi in 4 giorni, nella sola giornata del 22 più di 100. Situazioni ripetute anche per le alluvioni di giugno e settembre che pesano nel bilancio di fine anno. Sono 7.399 infatti gli interventi complessivi, 1 migliaio in più rispetto al 2023. È stato un anno molto impegnativo, perché abbiamo avuto nel giro
giro di 2 mesi 3 grosse emergenze alluvionali. La zona è sempre stata da Castelfranco, Asolo, Castello di Godeco, quindi quella zona lì. Capite bene che è stato impegnativo non solo per noi ma soprattutto per i cittadini. Ad impegnare i vigili del fuoco nel 2024 anche la ricerca delle persone scomparse. Di rilievo i casi di Alex Marangoni e Susanna Recchia. Per quanto riguarda gli incendi, significativo è stato quello divampato a Conegliano nel negozio di articoli cinesi lo scorso agosto. Il negozio della catena Aumai a Conegliano, anche questo molto complesso perché oltre la superficie del negozio, sovrastante al negozio vi era un grosso deposito e poi ci trovavamo in corrispondenza della circonvallazione. Resta il nodo della carenza di personale anche a fronte delle nuove emergenze legate al maltempo. La carenza più significativa ce l'abbiamo sul 23% di qualificati. In termini di numeri ci mancano 12 capi squadra, che come numero non è eccessivo. Noi lavoriamo con le risorse che abbiamo e ci organizziamo in funzione delle risorse che abbiamo. Tra i tanti progetti in campo, la realizzazione del polo didattico a Treviso e il nuovo distaccamento di Oderzo. Oderzo è molto più centrale rispetto a Motta di Livenza. Il sindaco si è preso la nostra ex caserma Zanusso e a noi ci ha dato un'area che è vicino all'ex Parco Stella, che è un'area molto centrale, molto più ben collegata. La speranza è sempre quella dei 3-4 anni per vedere la sede. Torniamo all'autonomia perché sulla sentenza della consulta che si è pronunciata a favore della costituzionalità del decreto dell'autonomia differenziata del ministro Calderoli è intervenuto anche il consigliere regionale Alberto Villanova della Lega. La storia dei Veneti non si cancella con un pezzo di carta. Con tutto il rispetto, rispedisco al mittente quella che è una parte della sentenza della Corte Costituzionale dove si dice che non esistono i popoli regionali. Qui da noi esiste un popolo che è nato prima dei Romani, che ha sempre combattuto per la propria bandiera, per la propria cultura, per la propria tradizione e per la propria lingua e si chiama popolo veneto. Un popolo che col proprio lavoro ha fatto grande il paese e ha contribuito alla ricchezza d'Italia. Con l'autonomia noi vogliamo valorizzare quelle che sono le identità, i territori e combattere gli sprechi che ci sono nel resto del paese. E la nostra storia ce lo insegna. Se c'è una cosa chiara è che i veneti non mollano mai. I veneti non mollano mai, ribadisce Alberto Villanova. Andiamo in pubblicità, torniamo tra pochissimo. State con noi. Sotto inchiesta a Vicenza per presunte irregolarità durante le elezioni 2023, in pratica si tratterebbe di firme contraffatte o del tutto irregolari, 16 persone, tra queste assessori e consiglieri in carica. Un'inchiesta ordinata dal sostituto procuratore Pipeschi, eseguita dalla Guardia di Finanza. Tra i nomi di peso ci sono quelli del vice sindaco Isabella Sala, dell'assessore alle politiche giovanili Leonardo Nicolai e quello dell'ex assessore alle infrastrutture Mattia Ierardi, 16 in tutto gli indagati. Sentiamo il servizio della nostra redazione vicentina. 16 indagati. Sarebbe questo il risultato di una maxi inchiesta della Procura della Repubblica di Vicenza su presunte irregolarità nell'autentica delle firme raccolte per consentire ad alcune liste di partecipare alle amministrative di Vicenza nel 2023. L'indagine, che sarebbe partita dopo un esposto, coinvolgerebbe consiglieri comunali ed esponenti di diverse forze politiche, sia di centrosinistra che di centrodestra. L'indagine avrebbe puntato i fari non solo sulle modalità con cui sono state raccolte le firme utili per la presentazione di alcune liste che hanno partecipato al voto, ma anche sulla loro autenticità, grazie alla consulenza tecnica di un perito. Ci sarebbe stato un blitz delle Fiamme Gialle di Vicenza negli uffici comunali e a quanto pare sarebbero state sentite decine di persone. Adesso toccherà agli indagati rispondere alle ipotesi degli investigatori. Dall'amministrazione bocche cucite. Il sindaco oggi non commenta,
ma se fossero confermate le circostanze presumibilmente emerse dall'inchiesta, ci si domanda se potrebbero esserci ricadute sulle liste che compongono l'attuale Consiglio Comunale. In tal caso sarebbe un terremoto politico. E un'operazione invece sulla prima pagina della Nuova Venezia: droga dalla Spagna in pacchi postali, 7 arresti tra Mestre e Vieste. Chiudiamo con il Job Orienta, la scuola e il mondo del lavoro, l'istituto professionale Irigem di Rosà, protagonista a questo grande evento di Verona. Irigem protagonista anche a Verona per la 33esima edizione di Job e Orienta, il salone nazionale punto di riferimento per studenti, famiglie, operatori e giovani in cerca di lavoro, alla presenza tra gli altri del ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara e dell'assessore regionale al lavoro Valeria Mantovan. Una vetrina dove sono state messe in mostra le opportunità di un territorio come quello veneto, ricco d'arte e bisognoso di figure professionali competenti nel restauro. Una strada tracciata e battuta dall'ente di formazione professionale Irigem, che prepara tecnici del restauro di beni culturali con competenze specifiche per inserirsi nel mondo del lavoro, come hanno testimoniato docenti ed ex allieve. Una di queste è Giulia Gualandri, restauratrice laureata in Svezia. Per lei, dopo Irigem, le porte del mondo del lavoro e non solo si sono aperte proprio grazie alle competenze acquisite a Rosà, utilizzando le più moderne tecnologie del restauro e attrezzature all'avanguardia. Ho trovato questa laurea magistrale all'Università di Gothenburg, alla quale ho fatto domanda e sono stata accettata, quindi nel 2021 ho iniziato questo percorso di formazione della Magister Examen, che è appunto equivalente alla nostra laurea magistrale, e ho fatto un anno in Svezia, ho fatto domanda per il tirocinio al National Museum Northern Ireland a Belfast. Testimonianze che hanno visto anche la docente Edda Zonta, anche lei insegnante Irigem e restauratrice, raccontare gli sbocchi professionali raggiunti. Ho lavorato molto, cioè ho messo tanto le mani in pasta in questo lungo percorso, bellissimo sempre. Nel 2015 più o meno mi si è aperta un'altra grande porta, che sono stata chiamata in discoteca a Bossagno a fare la manutenzione di gessi e diciamo sono un po' la responsabile anche della pinacoteca dei dipinti del Canova. Job e Orienta per Irigem, presente nello stand della Regione Veneto, ha significato anche laboratori pratici, convegni e contatto diretto con gli attori del mondo del lavoro. Strade tracciate per andare lontano, strade che numeri alla mano vedono portare oltre il 90% dei corsisti dell'ente a trovare lavoro in Italia e all'estero. Servizio di Alex Giuliano è tutto per oggi, ci vediamo stasera a Focus alle 21:15, grazie a Francesca Pezzo e Andrea Basso, i nostri registi, e buona giornata.